Nuova puntata di Punto Dem, lo spazio a cura del gruppo consigliare regionale del Partito Democratico. Io ringrazio per essere qui con noi il consigliere regionale Renzo Oliva, con lui oggi parleremo di infrastrutture. Proprio in che misura l'IVA, la regione, si è occupata di sviluppo o creazione di infrastrutture strategiche e soprattutto dove ha concentrato la sua attenzione e quali sono stati i risultati? Investire sulle infrastrutture è stata una scelta e forse un campo sul quale misuriamo i risultati migliori. Fin dall'inizio abbiamo pensato che questa regione avesse un valore anche per dove è collocata, per essere una strada di comunicazione, per essere una base logistica che può guardare all'est e al nord, però dovevamo potenziare, non poteva essere più un Friuli abbandonato, difficile da raggiungere, con un porto, come dire, in difficoltà, con un aeroporto che chiudeva in perdita, con un'autostrada non adeguata ai tempi futuri, e quindi abbiamo investito grande attenzione, grande progettualità e spero di potervelo dimostrare proprio in questo campo. Fare del Friuli una terra più vicina all'Italia, più facilmente raggiungibile, e da qua partire per essere competitivi, per conquistare altri mercati, per attrarre turisti anche in questa regione che ha molto da offrire sia sotto il profilo manufatturiero ma anche sotto il profilo del panorama, della terra, dell'agricoltura, dell'agroalimentare. Insomma, fare della nostra regione un asset importante per noi e per l'Italia. Parlava prima di aeroporto, parlava prima di porto, ma soprattutto anche di autostrada. Mi riferisco alla 4, sentiamo parlare ormai da anni della terza corsia. Sono necessari finanziamenti importanti. È stata trovata una soluzione sostenibile su questo versante? Direi proprio di sì. Credo che tutti, prendendo l'autostrada e andando proprio in questi giorni, in queste settimane verso Trieste, vedete ai lati dell'autostrada che i cantieri sono aperti veramente, non è una storia. Pensate che noi siamo riusciti a convogliare su quest'opera 921 milioni di euro di investimento, quasi 1 miliardo di euro di investimento, e riusciremo a fare questo senza indebitare ulteriormente la Regione, senza aumentare ulteriormente le tariffe per i pedaggi autostradali, ma siamo riusciti a coinvolgere in quest'opera finanziamenti statali, finanziamenti europei, finanziamenti delle società finanziarie nostre, e siamo riusciti, e devo dire la verità, è riuscita la governatrice in modo particolare, dobbiamo darle atto, a svolgere un'azione importante, e la terza corsia della nostra autostrada è inserita nelle opere strategiche, l'unica italiana del piano Juncker. Qual è la situazione dello stato dei lavori e soprattutto dei cantieri? Tradotto, quando verrà consegnata l'opera completa? L'opera è lunga e noi stiamo cominciando a fare degli interventi ed è prevista tutta una serie di fasi del lavoro. Mi pare che i lavori debbano concludersi per il 2021, mi pare. Ma ovviamente stiamo parlando di lotti di lavoro, quelli che sono finanziati. Peraltro la Banca Europea ha assicurato una disponibilità oltre i 300 milioni di euro, che sono diventati 600 per il finanziamento, di altri 120 milioni di euro, proprio se noi riusciremmo a spostare l'attuale scadenza dei lavori. Prima ho detto un'inesattezza, sono 2029 la fine dei lavori. Se noi prorogassimo questa scadenza del contratto, avremmo la possibilità di avere ulteriori finanziamenti di quest'opera di 120 milioni. Infrastrutture importanti, ma parliamo anche di interconnessione telematica, ad esempio la banda larga. Qual è lo stato del Friuli Venezia Giulia in materia? Alla banda larga ovviamente noi abbiamo ereditato un progetto che veniva soprattutto da Illy, un progetto Hermes importante, e ovviamente si tratta di portarlo a conclusione. In questo momento noi possiamo dire che entro l'anno abbiamo dato la precedenza agli aspetti, come dire, industriali, quindi entro la fine di quest'anno noi porteremo la banda larga e la banda larghissima a tutte le zone industriali della nostra regione. Internet a massima velocità. Massima velocità, ma in questo momento soprattutto concentrato, per la verità, sulle zone industriali, sui luoghi
pubblici, sugli ospedali, sui magazzini, le cose strategiche. Sta andando invece per altro canale, con un'altra velocità e con altri tempi, il piano per le utenze private, che procede con i bandi, con le gare, ma diciamo la precedenza è stata data alle nostre industrie in questo momento e alla qualificazione delle nostre zone industriali. Ecco, mi viene una domanda specifica proprio in materia IVA. E la montagna beneficerà anche questa proprio della banda larga? È chiaro che la montagna ha nella banda larga una, come dire, una ragione di vita, perché connettersi è evidente che per la montagna è importante. D'altra parte, se noi facessimo finta di non capire che dal punto di vista economico, della resa delle linee, portare la banda larga in una zona industriale e portarla in un piccolo comune della Carnia non è la stessa cosa. Ecco, allora ci racconteremo delle storie. Allora si farà tutto, si sta facendo, la porteremo, ci sono dei ritardi e sono motivati dal fatto che non è la stessa cosa portare la banda larga in Comina e portare la banda larga a Sauris. Chiudiamo proprio tornando anche all'inizio, avevamo parlato di aeroporto, avevamo parlato di porti. Qual è la situazione proprio nella nostra regione in merito? Prima che il tempo scorra, mi lasci soltanto ricordare, assieme a queste iniziative strategiche importanti, le cose che riguardano anche la nostra provincia, perché la realizzazione della sopraelevazione del ponte del Varma, criticata, non criticata, ha risolto un'emergenza e ha messo in sicurezza una comunicazione con una vallata, visto che prima parlavamo di montagna. Lo sblocco e l'avvio dei cantieri per la strada del mobile, opere ferme da moltissimi anni, sono quasi 23 milioni di opere che vengono messe a cantiere, la riapertura della Sacile Gemona, con scoppi, come dire, anche turistici, di benessere, e lì abbiamo ottenuto e portato 13 milioni di fondi statali che consentiranno il riavvio di questa concessione, di questa tratta storica. E ricordo fra pochissimo lo sblocco per la circonvallazione di San Vito al Tagliamento, opera di cui mi ricordo abbiamo iniziato a litigare che ero giovanissimo, insomma. Ecco, quindi la portiamo a casa con 13 milioni di euro. Per il resto, accorciando i tempi, voglio dire che abbiamo un porto, il porto di Trieste, che sta diventando uno dei porti più dinamici dell'Europa, con una movimentazione che ha dei trend di crescita altissima, con una linea ferroviaria e logistica che consente viaggi, avrete visto nei giornali in queste settimane, andiamo al nord, al Baltico, attraverso una strada anche più corta. Abbiamo un aeroporto che maturava perdite su perdite e riduzione su riduzione di passeggeri, l'hanno portato i dirigenti che abbiamo messo di nuovo in attivo. Davanti all'aeroporto sta partendo, a gennaio abbiamo messo la prima pietra, i lavori stanno andando velocemente per il polo intermodale per mettere in connessione l'aeroporto con i treni e con i bus per girare verso Venezia, verso Trieste e quant'altro. Insomma, cerchiamo di aver fatto di questa regione una regione veramente più al centro dell'Europa e spero che i nostri cittadini se ne accorgano e se ne accorgano soprattutto i nostri figli e i nostri nipoti che di una regione così avranno bisogno per pensare al loro futuro. Lo disse Renzo Oliva, che io ringrazio. Punto Dem si chiude qui, ma la nostra programmazione continua e con questo spazio ci rivediamo la settimana prossima.